Ciao imbruttiti, oggi siamo a Padova, ai Giardini dell'Arena, e oggi vi racconto la storia imprenditoriale di una coppia che secondo me rappresenta davvero un'eccellenza veneta da cui molti dovrebbero prendere esempio. Loro hanno deciso di prendere una piccola parte della città e renderla disponibile veramente a tutti. Parliamo di riqualificazione. Sono qui con moglie e marito Aisha ed Antonio. Loro 4 anni fa con le loro forze hanno deciso di trasformare questo posto, che era di degrado assoluto, in qualcosa di cui vi racconterò oggi. Prima qua mi dicevi, dietro il palco, qua c'era un'area di spaccio praticamente. Allora, ho incominciato già 3 anni fa a portare musica classica su quel palco, il Festival Jazz in collaborazione con il Conservatorio, partirà il Festival del Paesaggio. La cosa che noi amiamo fare è ospitare le realtà del territorio gratuitamente. La riqualificazione non si studia studiando libri. La prima cosa è dare un motivo alle persone per venire in quel posto. Il posto deve essere godibile, deve essere sicuro e soprattutto cultura. Da qui fuori c'è la Cappella degli Scrovegni, gli affreschi di Giotto. Gli affreschi sono di una bellezza incredibile. Cioè, in quanto ha cambiato forma il parco? 3 anni e questo è l'anno di consolidamento al quale mettere le mani su uno spazio pubblico ha un impatto su migliaia di persone, e allora hai una responsabilità, e quella responsabilità deve essere sorretta da una passione. Non c'era assolutamente niente di quello che c'è oggi, niente, era in uno stato di degrado e di abbandono. No, era proprio un Bronx, era veramente difficile anche solo attraversarlo. Sì, è uscita una gara di affidamento, siamo stati noi gli unici che si sono presentati. Allestimento di chioschi di somministrazione, attività culturali. Lui si oppose a fare subito delle iniziative culturali perché c'era prima bisogno di riacquistare la fiducia. Qui sicurezza costante, avevamo delle guardie fisse. Un altro elemento fondamentale era l'illuminazione, perché se manca l'illuminazione si creano poi le zone dove si può spacciare o comunque portare avanti attività illecite in maniera molto più semplice. Pulizia dell'area. Faccio vedere un'opera che stiamo restaurando, la restauriamo spesso, che è un'opera di land art. Questa è dedicata a Fina Buzzaccarini, è stata una grande mecenate. Sono opere di terra che poi con la pioggia, col vento, con tutti gli agenti atmosferici prendono un'altra vita. Ah, ecco che ho capito, quindi la land art è proprio opere di terra. Ora, vedi là quei bambini che stanno giocando? Questa era fantascienza fino a 4 anni fa. Questo giardino è stato fatto dall'ingegner Peretti all'inizio del 1900. Perché si chiama Giardini dell'Arena? Ci sono i resti dell'anfiteatro romano, ci sono i resti. E il giardino dell'Arena, quello che prosegue fino al bastione che dà sul Piovego, canale artificiale del Medioevo che era stato fatto per il collegamento poi al Brenta e a Venezia. Il giardino dell'Arena collega la stazione con il vero centro. Persone che arrivano in treno, così come le persone che invece vengono dal centro, trovano questo respiro qua, perché stiamo unendo sport e cultura. Mauro Bergamasco, io non l'ho neanche detto perché non ha bisogno di presentazioni. Nazionale di rugby italiana. Parliamo per esempio della terza età, riproponendo una serie di movimenti, di attività, non parlo di sportive ma motorie, si recupera anche la fiducia e l'autostima sul poter fare certe cose. Proprio preparando con Aisha delle attività per tutte le fasce d'età, per dare l'opportunità a tutti di reincontrare se stessi fondamentalmente. Qua può venire a bere qualcosa, a mangiare qualcosa, a rilassarsi, a leggere. Arrivare a dove siamo oggi è stata la collaborazione realtà del territorio, associazione Kervan con Valentina Sferandio, creando una dimensione incredibile per bambini. Il parco era pieno di bambini e famiglie da tutte le parti. L'associazione Reizia Art di Chiara Coltro, con cui è stato possibile realizzare queste opere, a tutti che hanno collaborato gratuitamente perché hanno creduto in questa causa. Dobbiamo metterci davanti a uno specchio, capire quello che sappiamo fare e quello che non sappiamo fare e quello che siamo disposti a imparare. Ascoltare la gente, ascoltare le necessità di un territorio, quello che non si sa fare, rivolgersi a qualcuno che lo sa fare e così via. Diciamo ai veneti e ai non veneti che si può prendere un po' di esempio dai Giardini dell'Arena come forma di riqualificazione. La parola magica è coraggio. Coraggio!